preso il via a Verona la 26esima edizione di Job e Orienta, il Salone Nazionale dell'Orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, promosso da Verona Fiere e Regione Veneto, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e con il Ministero del Lavoro, insieme a numerose altre realtà istituzionali e non solo. Il problema della disoccupazione giovanile è uno dei drammi di questa Italia ed ecco che nello scenario della Fiera di Verona queste discussioni possono portare certamente dei contributi importantissimi per la risoluzione di questo problema. Credo che dobbiamo lavorare insieme, mai come in questo momento di difficoltà, di crisi, per stringerci insieme e creare con i giovani una progettualità futura, perché sono loro il nostro futuro e senza di loro chiaramente sarà difficile potersi risollevare. Al termine della cerimonia di apertura, i giovani studenti si sono immedesimati nel ruolo di intervistatori dei ministri Stefania Giannini e Giuliano Poletti sui temi più attuali quali l'alternanza scuola-lavoro. Io credo che intanto l'alternanza scuola-lavoro produca questo primo esito. I ragazzi conoscono meglio se stessi. Quando hanno fatto questa esperienza hanno più chiaro cosa vorrebbero fare e chi vorrebbero essere. Io credo quindi che bisogna orientarsi a partire da questo dato, informarsi, fare esperienza, cercare di ascoltare molto le proprie passioni e le proprie aspirazioni e informarsi bene prima di fare una scelta che è importantissima per la propria vita. L'occasione, la prima nella vita, forse la più importante per capire quale può essere il nostro posto in un gruppo, qual è la nostra vocazione, a guidarlo o a essere membro del gruppo senza avere vocazione di leadership, insomma a capire quale poi sarà la nostra posizione nel lavoro e nella vita. Quindi una generazione di italiani tra pochi anni che avrà superato quella barriera della divisione culturale tra il sapere e il saper fare. Anche gli assessori regionali all'istruzione Elena Donazzan per il Veneto e Cristina Grieco per la Toscana hanno partecipato all'inaugurazione e voluto lanciare un messaggio ai giovani. Solo se si prova a lavorare, solo se si accolgono tutte le esperienze, se si risponde presente quando si viene chiamati, anche se non è esattamente il lavoro per cui magari si è studiato, ma ogni esperienza di lavoro, ogni stage, ogni tirocinio, ogni raccordo con l'impresa è una buona occasione di lavoro. Devono avere però un messaggio di speranza per poter mettersi in gioco, per vivere questa loro vita da protagonisti, per avere un progetto di lavoro ma soprattutto un progetto di vita.